È una vergogna, è una vergogna. Dovreste dimettervi tutti, indistintamente. E invece siamo qui a parlare da una decina d'anni di una campagna nazionale calcistica che fa ridere i polli. E siamo qui a parlare ancora, dopo 10 anni, di persone che sono attaccate su quella poltrona e non la lasciano. Bisogna che tutti si dimettano, tutti, indistintamente. Ieri è stata una vergogna la partita. Non è possibile stare al 45esimo 3-0, ma non per la Norvegia, che è un'ottima squadra. Il problema è che la Norvegia è stata sottovalutata da molti giornalisti italiani, quello sicuramente, non so dalla squadra. La squadra sicuramente è scesa in campo, si vedeva svogliata. Cioè il primo gol noi l'abbiamo preso con Bastoni che va a sbagliare un lancio in verticale, alza la mano per chiedere scusa e si trascina per tornare in difesa, si perde l'uomo, Sorloth che lo taglia fuori. Ragazzi, Nusa, che è un gioiellino, ma faceva quello che voleva. Su quella fascia Nusa faceva quello che voleva. Io non lo so. Il problema è che siamo nuovamente a rischio per la qualificazione mondiale. Dopo aver fatto 2 figure di merda, questa sarà la terza figura di merda. Non tutto è perduto, ma lo spauracchio nuovamente dei playoff esiste. E non è possibile che una nazionale di caratura, di grande caratura come l'Italia, possa rischiare per l'ennesima volta di andare a qualificarsi per i mondiali, anzi a non qualificarsi per i mondiali, e se proprio si deve qualificare ci potremmo qualificare tramite playoff. Assurdo! Una campagna nazionale dove Spalletti dice che il progetto va avanti, perfetto, ma cazzarola, ma ci vuole anche uno stupido lo capisce che, per esempio, da tifoso napoletano e da sportivo napoletano ti dico che tu sei stato pure allenatore del Napoli, cazzarola, lo sai che Di Lorenzo va a perdere le sue qualità se lo metti Barcetto a difesa? Ma perché cambiare identità all'Italia quando hai giocatori che possono giocare con la difesa a 4, col centrocampo a 3? Ma perché continuare con sto cazzo di 3-5-2? Poi è un altro paio di maniche il fatto di dire che abbiamo poca qualità in attacco, poca qualità nei singoli, non abbiamo un giocatore che salta l'uomo. L'unico era Chiesa, ma Chiesa ha fatto la riserva, la tribuna, manco la panchina, la tribuna a Liverpool. La tribuna. A sto punto mi viene da pensare, andiamo a pescare nell'Under 21, perché ci sono dei gioiellini dell'Under 21, facciamoli esordire. Una volta che il progetto deve andare così, una volta il progetto deve andare avanti così, peschiamo dall'Under 21, diamo possibilità ai giovani italiani di giocarsela, di farsi valere, perché abbiamo visto che molti interpreti della nazionale senior non sono di qualità, o comunque rendono in un club, ma in nazionale è tutt'altra pasta. E poi, con tutto il bene, ma Zappacosta ancora in coppa destra, e dai. Comunque, Gravina che sta ancora su quella cazzo di poltrona, Spalletti che sembra parlare come un automa, dice sempre le solite cose, e noi ci dobbiamo intossicare e farci il fegato amaro. Diteci un po' che cosa ne pensate. Scusate lo sfogo, ma credo che molti tifosi italiani stiano in questo modo. Un bacione, ragazzi.